Buongiorno a tutti, risolviamo ora un esercizio riguardo il lancio obliquo. Qui sopra abbiamo le formule del lancio obliquo, quindi spariamo un proiettile secondo un angolo di 30 gradi con velocità iniziale di 20 metri al secondo da un'altezza di 50 metri e ci chiediamo, dopo un tempo di 4 secondi, quali sono le coordinate x e y del proiettile e quanto è la sua velocità. Allora, per prima cosa calcoliamoci v0x e v0y. v0x è v0 per coseno di alfa. In questo caso abbiamo 20 metri al secondo per coseno di 30 gradi. Adesso io metto i valori esatti, poi allora, coseno di 30 gradi è radice di 3 mezzi. Quindi adesso metto i valori esatti, poi se volete con la calcolatrice scientifica vi calcolate i valori approssimati. Questo 2 si semplifica con il 20, qua diventa 10 e otteniamo 10 radice di 3 metri al secondo. v0y è v0 per seno di alfa e qui abbiamo 20 metri al secondo per seno di 30 gradi è un mezzo. Quindi adesso il 2 qua si semplifica col 20, abbiamo 10 e allora otteniamo 10 metri al secondo. Queste sono le nostre v0x e v0y. Adesso magari me le ricopio qua. Allora, v0x 10 radice di 3 metri al secondo, v0y è 10 metri al secondo. Quindi adesso posso calcolare la coordinata x dopo 4 secondi. Allora x è v0x per t, quindi 10 radice di 3 metri al secondo per 4 secondi, 10 per 4 fa 40, quindi ottengo 40 radice di 3, ah sì, l'unità di misura qui secondi, va via col secondo il numeratore, via secondi il denominatore, 40 radice di 3 metri. Questa è la coordinata x dopo il tempo di 4 secondi. Adesso calcoliamoci y. Allora h è 50 metri più v0y che è 10 metri al secondo per t che è 4 secondi meno un mezzo, e adesso anche g lo arrotondiamo a 10 metri al secondo quadrato per semplificare i calcoli. T al quadrato sarebbe 4 secondi tutto al quadrato è 16 secondi al quadrato. Adesso qui secondo il numeratore va via col secondo denominatore, qui secondi al quadrato va via col secondo al quadrato, qua 2 diviso 2 è 1, 10 diviso 2 fa 5 e otteniamo allora 50 metri più, qui abbiamo 10 per 4 40 metri meno 5 per 16 è 80 metri. 50, 40, 90 meno 80, 10 metri. Quindi le coordinate del punto del proiettile dopo 4 secondi saranno x 40 radice di 3 metri e y è 10 metri. Abbiamo trovate. Adesso dobbiamo ancora calcolarci la velocità. Ma come facciamo? Dobbiamo calcolare prima le componenti vx e vy e poi potremo calcolare la velocità. Adesso cancello le coordinate x e y. Allora, Vx
perché sì, come nel lancio obliquo è sempre uguale alla velocità iniziale, quindi Vx è 10 radice di 3 metri al secondo, è sempre la stessa velocità orizzontale. Velocità y, nella coordinata y, nella velocità in direzione y invece v0y 10 metri al secondo meno gt, meno 10 metri al secondo quadrato per t che è 4 secondi. Adesso qui secondi, il numeratore si elimina e qui si elimina la seconda potenza. Quindi abbiamo 10 metri al secondo meno 10 per 4 è 40 metri al secondo. 10 meno 40 fa meno 30 metri al secondo. Questo meno è perché il proiettile è stato sparato secondo l'angolo di 30 gradi e ha già raggiunto il punto massimo e sta cadendo, quindi con velocità nella direzione y opposta a quella iniziale nella direzione y. Sta cadendo. Ok, e adesso possiamo ancora finalmente calcolarci v, perché vx e y sono le sue componenti, quindi v lo teniamo alla regola del parallelogramma e qui abbiamo un rettangolo, diciamo abbiamo un vx e un vy, e la nostra v è questa. Questo è un rettangolo, allora v lo otteniamo il teorema di Pitagora, v è uguale a radice quadrata di vx al quadrato più vy al quadrato, e quindi radice di, allora vx al quadrato, 10 radice di 3 tutto al quadrato, 10 al quadrato fa 100, radice di 3 al quadrato fa 3, l'unità di misura è metri al quadrato fratto secondo al quadrato, più vy che è meno 30 tutto al quadrato fa 900 metri al quadrato su secondo quadrato. Allora 100 per 3 fa 300, 300 più 900 fa 1200 metri quadrati su secondi quadrati. Allora adesso 1200, sì, si può calcolare con la calcolatrice il valore, comunque adesso trovo il valore esatto, 1200 è 3 per 400. Allora scrivo radice di 400, radice di 3, e qui radice di metri al quadrato su secondo al quadrato sono metri al secondo. Radice di 400 è 20, quindi trovo 20 radice di 3 metri al secondo. Abbiamo trovato la velocità. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.